fa ho letto le raccomandazioni che l'Unione Europea fa al nuovo governo. Voi sapete, ed è un bene, il nostro paese è uscito dalla procedura di infrazione, del rischio della procedura di infrazione per eccesso di deficit. L'Unione Europea, ormai questo Deus ex machina, che appunto che da Bruxelles si dice più o meno cosa dobbiamo fare, compreso la Grecia che deve spendere la più pubblica, no? L'Unione Europea dice bene, l'Italia esce dalla procedura di infrazione, però vi facciamo 6 raccomandazioni. Nella sesta c'è scritto, tra le altre cose, che l'Italia deve aprire alla concorrenza i servizi pubblici locali. E si legge testualmente che quindi il ricorso agli appalti pubblici, cioè alle gare, deve essere esteso in sostituzione delle concessioni dirette, cioè degli affidamenti diretti. Poi vedremo cosa farà questo governo, non sono abituato a giudicare se non dei fatti. Devo dire, non a caso usavo l'aggettivo sono un po' inquieto, perché appunto vedo che appunto c'è una raccomandazione che dice che, perché così, è istigazione alla violazione referendaria. Perché dice che appunto tu devi eliminare, appunto devi ridurre gli affidamenti diretti, che è esattamente quello che ha detto il referendum, che sono diventati e sono tutti sullo stesso piano. Del resto, guardate, l'Unione Europea non è nuova queste sue istigazioni. Io ricordo ancora una lettera del commissario alle attività produttive, Olli Rehn, parlavamo ancora del governo Berlusconi, che a un certo punto fa una lettera al governo dicendo vogliamo capire quali sono le intenzioni del governo. C'era una famosa domanda, mi pare fosse la 25, che diceva come intende il governo italiano liberalizzare, perché in Europa appunto sono soldi, come intende liberalizzare i servizi pubblici locali nonostante il referendum? Non è uno scherzo, quando mi interfaccio per dire guarda che c'è questa roba qua che dice nonostante il referendum, no, non stai facendo uno scherzo, no, c'è scritto cosa intende fare il governo nonostante il referendum. E quindi questa diciamo è la situazione. Sul primo referendum si sta provando appunto a non rendere possibile quello che invece ha reso possibile appunto il pronunciamento referendario, e cioè la gestione direttamente. Secondo referendum, remunerazione del capitale investito. Qua, se possibile, siamo messi ancora peggio, se possibile, sempre rispetto alla violazione del rispetto referendario. Siamo messi ancora peggio perché, come viene ricordato, alla fine dell'anno, sempre tecnici, sempre di fidare, quelli che studiano troppo e, come dire, forse si preoccupano un po' troppo poco delle condizioni di vita delle persone, hanno fatto un nuovo aumento tariffario, che è un capolavoro straordinario, perché riescono a fare in questo momento tariffario 3 cose. La prima è violare completamente l'esito referendario, perché abbiamo pagato la remunerazione capitale, loro ce la rimettono dentro. Ovviamente non si può più chiamare remunerazione capitale, la chiamano riconoscimento degli oneri finanziari. Noi diciamo, beh certo, gli oneri finanziari sono costi, è giusto che sono oneri finanziari vengano coperti per tutti i costi di un servizio. Peccato, è veramente truffaldina la cosa, che se uno va a vedere il metodo di calcolo di questi oneri finanziari, non è come tutti sanno che gli oneri finanziari sono gli oneri che un'azienda, un soggetto gestore paga nel momento in cui va a prendere il capitale a prestito. Viene calcolato come la vecchia remunerazione capitale, e cioè come riconoscimento di remunerazione sul capitale preso a prestito anche sul capitale proprio. Quello a casa mia si chiama profitto, cioè si chiama remunerazione capitale. E non casualmente il Forum Clienti per l'Acqua, assieme alla Fede dei Consumatori, ha impugnato quel provvedimento. Abbiamo portato il forum competente che è stato in Lombardia, si è dato un acconciamento, perché siamo in presenza appunto di una palese violazione del responso referendario. Però i tecnici non sono paghi, sono riusciti non solo a dire a 27 milioni italiani che anche se detto quello, sono riusciti a costruire un meccanismo che determinerà nei prossimi anni un fortissimo incremento tariffario, perché il vecchio metodo, come veniva ricordato, aveva un limite di prezzo su base annua. Le tariffe non potevano crescere più del 5% per l'inflazione programmata, 6,5%. Stavolta le tariffe le si stanno costruendo in un nuovo metodo,
per fortuna una serie di situazioni, giustamente hanno detto, a differenza di Mantova, non ho capito perché Mantova non si trovare. Diverse situazioni invece hanno detto, cara EG, siccome tu ci imponi gli obblighi, ti passiamo i documenti, poi te la prendi te la possibilità. Io ho scelto, ho trovato molto più corretto, perché perlomeno dice te la prendi te e viene la responsabilità. E in ogni caso, quello che sta venendo fuori da una prima ricognizione, non fatta da noi, ma fatta dall'Associazione Nazionale degli Enti delle Autorità d'Ambito, quindi l'omologo di parlare prima dell'ambito per l'azienda speciale di Mantova, viene fuori che mediamente come incremento medio di 40 ambiti territoriali su 70 seminati, l'incremento medio è il 13, su base anno il 13%, cioè il doppio di quanto consentito come limite massimo, diciamo, con il metodo precedente. E ce ne sono addirittura una decina in cui l'incremento su base anno va dal 50-70%. Dati non del Forum per l'Acqua, ma dell'Autorità Nazionale degli Enti d'Ambito. Terzo, per cui si viola il referendum, si determinerà un incremento tariffario del significativo, si è costruito, adesso non entro nei dettagli tecnici, un meccanismo che disincentiva gli investimenti. Si sono modificati i criteri di calcolo delle quote di ammortamento, che a questo punto costruisce la condizione per cui sul serio, già che il ricorso, diciamo, al credito è complicato, diventerà ancora più difficile perché sono sdoppiati i tempi, diciamo, tra ritorno appunto degli ammortamenti e richiesta al capitale da dare a prestito. E infatti oggi, mi dispiace che Luciano è stato via, ma abbiamo avuto modo di passato, di fare un po' di serene polemiche tra di noi. Un minuto, allora velocizzo, però insomma mi sembrava importante. Dicevo, appunto, non paghi tutto ciò, adesso che succede? Che i soggetti gestori hanno bella pensata. Dicono, siccome adesso non ce la facciamo più con le tariffe per fare investimenti, adesso bisogna che intervengano i soldi pubblici. Questo qualche giorno fa un'intervista del nuovo ministro delle infrastrutture Lupi, cioè, bisogna che questo paese reinvesta in scuole, ospedali e pedoni. Perfetto, per un bel popolo, non so come dire, non c'è trovare investire su cose, servizi essenziali. Ma piloti poi no, una vita che non sentirò dire. Peccato che questo meccanismo sarebbe che i soggetti gestori si tengono i profitti con la donazione capitale e poi gli investimenti li pagano tutta quanta la collettività. Quindi, come dire, appunto, un andazzo che peraltro è molto nuovo, cioè quello per cui le perdite vengono socializzate e invece i profitti li fanno i privati. Ecco, questo è il quadro. Poi, siccome mi dicono già che poco tempo, poco, però ci tengo solo a dire due cose. La prima è questa. Rispetto a questo tentativo di mettere in discussione gli esiti referendari, l'iniziativa del movimento dell'acqua non si è fermata, quindi va già ricordato la storia del movimento dell'acqua di lontano, andare avanti, da lontano, e soprattutto abbiamo ragionato, oltre a contrastare il movimento tariffario, sul fatto di iniziare a costruire i processi di ripubblicizzazione del servizio idrico. Non c'è solo un'acqua, che era stata creata la prima e l'unica per adesso che ha fatto solo da ultimo la trasformazione speciale, ovviamente reddita problemi già in passato, ma come lo dirà l'assessore di Reggio Emilia, si sono camminati sulla strada della pubblicizzazione, Reggio Emilia, Palermo, Torino, Vicenza, in tantissime altre parti del paese la discussione è in corso. La pubblicizzazione non è una roba, appunto, come si dire tante volte su questi referendari per qualche legislatore o per qualcuno rimasto in ghetto, eccetera, eccetera. Non pensiamo più a dare più, come avete detto tante volte. Pensiamo ovviamente che la pubblicizzazione deve essere fatta, come dire, guardando anche il nuovo modalità e il nuovo meccanismo. E però questa già si sta facendo. E
lo si sta facendo nei territori. Io penso che lo si possa fare in questo territorio, se ce lo quindi una discussione, poi ci troviamo sopra nella seconda parte, però penso che per esempio, come si sta ragionando da altre parti, mi pare una cosa così fuori dal mondo poter ragionare sul fatto di costituire un unico soggetto gestore in questo territorio, azienda speciale consortile, soggetto appunto, propriamente pubblico a tutti gli effetti, capace di rispondere al pronunciamento referendario e a ragionare in termini di logica, di semplicità, di efficienza, di efficacia, di partecipazione. Come, quindi dicevo, lavorando nei territori, lavoriamo anche, finito anche la dimensione nazionale. Proprio ieri, il secondo compleanno del referendum, a Roma si è costituito l'intergruppo dei parlamentari per l'acqua pubblica. L'intergruppo dei parlamentari per l'acqua pubblica, che allo stato attuale ha visto l'adesione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Ecologia e Libertà, di un gruppo significativo di deputati del Partito Democratico. Questo intergruppo parlamentare, che è nato ieri con l'assemblea sotto Montecitorio, secondando il referendum, appunto si è preso in carico come primo atto il fatto di ripresentare congiuntamente in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare presentata dal Forum dell'Acqua ancora nel lontano 2007, sottoscritta da 400.000 cittadini, che è decaduta perché le proposte di legge di iniziativa popolare del 2018 decadono, verrà ripresentata in questa forma. Anche qua ci sarebbe da discutere a proposito di percorsi democratici, perché ricordo la legge presentata nel 2000, proposta di legge presentata nel 2007 è stata 6 anni in Parlamento, ha avuto in 6 anni in tutto l'onore di una ventina di ore neanche di discussione, di audizione in Commissione Ambiente della Camera, 6 anni di lavoro parlamentari. Comunque questa legge verrà ripresentata e lavoreremo anche così, con un gruppo anche significativo di presenza dentro il Parlamento, perché si possa fare una nuova legislazione che guarda la legislazione, si possa fare una nuova legislazione perché intervenga per esempio sul fatto che si elimini il patto di stabilità per gli investimenti senza servizi pubblici, per lavorare per consentire sul serio che si possa appunto procedere sulla ripubblicizzazione dei servizi giuridici del nostro paese. Però questo lo si deve fare in Parlamento e lo si deve fare nel territorio. Io penso che lo si debba fare perché in qualche modo si deve dare una risposta ai 26 milioni di cittadini, quindi molto chiare, sono pronunciati.